Seconda serata delle preselezioni valide per il primo del pubblico. Grazie tutti le giurate e giurate che dicevamo ieri. Non dobbiamo dire tantissimo, ancora meno di ieri. Ricordiamo che le schede valide sono solamente le vostre, quelle di chi ha visto il film ieri e ha dato il film oggi. Chi non ha ritirato la scheda oggi naturalmente i suoi voti ieri non verranno presi in considerazione. Ugualmente chi ieri si è portato via la scheda e ci si è riportata in tasca ugualmente è stato depennato dai voti validi. Non dobbiamo dire molto altro, salvo che i primi 5 film cortometraggi che avrete votato come migliori tra ieri e oggi saranno dati uno a serata da lunedì a venerdì la settimana prossima durante il festival vero e proprio prima della proiezione del lungometraggio classico che da 10 anni uno sguardo normale propone al pubblico. Volevamo dire una cosa che ieri non abbiamo detto perché non c'è stato il tempo e abbiamo preferito dedicare un pensiero al ragazzo di Roma, cioè che abbiamo scelto dopo una serie di discussioni, interpretazioni del bando, del concorso, diciamo valutazioni su tutta una serie di livelli, di proporre come per i giurati anche per il pubblico e quindi per questo premio del pubblico tutti quanti i lavori che sono arrivati alla segreteria del festival per partecipare al concorso. All'inizio avevamo deciso di essere più severi e di attuare un meccanismo di interpretazione, dopodiché abbiamo preferito invece, come dire, delegare a tutti noi come pubblico un giudizio sui film e far scegliere a tutti quanti insieme i 5 che poi verranno votati la settimana prossima. Ovviamente la settimana prossima non è possibile prevedere che tutti quelli che votano devono essere presenti tutte e 5 le sere, per cui la settimana prossima si voterà il singolo film che uno si vede la sera prima del lungometraggio, mentre per queste 2 sere in cui si attuava una selezione, quindi si tagliavano via il film, bisognava essere sempre presenti. La settimana prossima si sceglie invece il migliore tra 5, ciascuno voterà la sera in cui è presente. Questo è quanto? Ricordiamo che alla fine della proiezione dovrete rendere questa tessera, il foglio di votazione, e dovrete tenere le 2 matrici rosa, perché abbiamo organizzato la festa dei 10 anni dell'ARC sabato 1 al Movida in Viale Trieste, e con i 2 tagliandini rosa potete avere un drink in omaggio durante la serata. Quindi è tutto, speriamo buona visione, speriamo di vederci anche sabato. Grazie a tutti.